Manca poco più di un minuto al via per il Gran Premio Italia divisione maschile. Sono in 10 cavalli di 3 anni al via. Indigeni sul doppio chilometro con il numero 1 Hermes Caf, Marco Stefani per Francesco Alessandrini. Con il 2 Epcot B, il favorito della corsa, Antonio Simioli per il training di Domenico Minopoli, la scuderia Arda Consulting alla proprietà. Al 3 Equipe della casa, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata per Tiberio Cece, la proprietà della scuderia della casa. Con il 4 Espresso Italia, Andrea Farolfi per il training di Mauro Baroncini. Colori della scuderia Giovane Italia. Al 5 Everything B, portacolori di Biasuzzi, interpretato e allenato da Alessandro Gocciadoro. Con il 6 Efrem Marcos Morgon in salchi e al training per la scuderia Trotto Italia. Con il numero 7 Ebano degli Dei, Pietro Gubellini per il training di Fausto Barelli, colori della scuderia Iena. Con il numero 8 Espada, Simone Mollo per la seconda pedina di Marcos Morgon e della scuderia Trotto Italia. Al 9 Eraldo Jet, Roberto Vecchione per Alessandro Gocciadoro e i colori della Regina Horses. Al 10 Escobar Fi, Edoardo Baldi per Mauro Baroncini e la scuderia Evam Racing Trotter. Autostart che si mette in movimento, giocato negli ultimi istanti. Everything B in discesa di quota, sale quella di Epcot B, che è molto vicino comunque nella valutazione, così come lo è Espresso Italia. Questi tre nettamente preferiti agli altri, almeno al gioco, ma è tutto da decidere ovviamente in pista. L'autostart ha raccolto i concorrenti lungo la curva di destra e va per lasciarli. Problemi per Hermes Caf. Epcot B che cerca di mantenere lo steccato dall'attacco di Equipe della casa e di Espresso Italia. Insiste Equipe della casa all'attacco di Epcot B e passa a condurre all'imbocco della prima curva. Al largo c'è Espresso Italia, poi è partito molto bene Espada dalla seconda fila, sbaglia Espresso Italia e così dopo 200 metri in 13,9 Equipe della casa guida su Epcot B che si presenta al suo esterno e va a chiedere a ottenere strada dopo 400 metri di corsa. Epcot B è il battistrada della corsa. 29,4 per i primi 400 metri con un paletto molto tranquillo davanti alle tribune, mentre muove dalle retrovie Everything B, sbaglia invece Ebano degli Dei. Sono rimasti in 5 praticamente all'avanguardia con Efrem che prova a riavvicinarsi. Muove con decisione Everything B, dopo un paletto in 16 per la curva di destra, va all'attacco di Epcot B e lo costringe a riaccelerare. Così al completamento dei primi 800 metri in 1 minuto e 6 decimi è andato a fare la seconda pariglia al largo Eraldo Jet che segue il compagno di training Everything B, mentre chiudono alla retroguardia Espada ed Efrem, i due di Marcos Morgon. Il primo chilometro e quindi la metà gara se ne va in 1:16,4 per Epcot B che continua a guidare nei confronti di Everything B al suo esterno. Equipe della casa alla corda con a destra Eraldo Jet, poi Espada che muove per andare a fare la terza pariglia esterna. Guadagna così di dentro Efrem, 1:31,5 per i 1200 metri di corsa. Epcot B ed Everything B sempre uno accanto all'altro quando si completa anche la curva di destra ed Epcot continua a controllare. Everything per il momento non accelera, 15,4 la curva. Ora prova a muovere le mani Alessandro Gocciadoro in sediola. Everything B che va a coprire completamente Epcot B. A 500 metri dalla conclusione la partita è apertissima, allo steccato c'è Equipe della casa che segue il battistrada, in pariglia Eraldo Jet, il miglio in 2:1,8, insiste Everything B all'attacco di Epcot B, sembra viaggiare meglio quello di fuori, mentre in pariglia sempre Eraldo Jet, allo steccato Equipe della casa, muove in terza ruota Eraldo Jet, Everything B che attacca, Epcot B che prova la difesa, passa Everything B, seguito da Eraldo Jet, poi Espada ed Equipe della casa, Everything B in vantaggio, si difende da Eraldo Jet ed Espada, Everything B che nel finale vince nei confronti di Espada che nel finale va a coprire completamente Eraldo Jet e lo costringe alla fotografia. Percorso esterno impeccabile di Everything B. Alessandro Gocciadoro guida Elena per i colori dell'azienda agricola Biasuzzi. Il successo del figlio di Varen e Las Brisas B in percorso esterno mette a sedere Epcot B che ci ha provato ovviamente davanti.
mentre per il secondo posto Espada copre completamente e probabilmente batte Eraldo Jet. Andiamo in premiazione a sentire Alessandro Gocciadoro, vincitore con Everything B per la scuderia Biasuzzi.